Salvatore Cubretto e Gianfranco Cortu, perché sono le due persone che hanno fatto su questo mio lavoro opera di consulenza storica. Come era doveroso da parte mia, li ho scontentati tutti e due in parti uguali, quindi ritengo di aver fatto, almeno rispetto a questi due, un lavoro abbastanza oggettivo, no oggettivo in senso neutro, perché in realtà penso di aver fatto, diciamo, un omaggio appassionato alla figura di Emilio Lussu. Questo lavoro lo presentiamo qui in anteprima, intanto nella sede della Fondazione Sardinia, che va anch'essa ringraziata perché parte del lavoro è stato fatto proprio in questa stanza, e lo propongo in una, diciamo, lettura di anteprima. Andrà in scena effettivamente alla fine di settembre con l'allestimento dell'Associazione Attività Medas. La regia sarà curata da Gianluca Medas, il figlio di Mario Medas, e si troverà nelle musiche di Franco Madau e sarà interpretato da due attori, uno eccellente, uno così, che sono già qui seduti. Il lavoro è diviso in 7 quadri e vanno dalla Grande Guerra fino, accompagnano la biografia di Lussu fino alla morte. Primo quadro, Sa Grande Guerra. Al rumore dei spari per le bombe, sa luci di cannonata, se commenti un temporale. Emilio Lussu, su comandanti, su capitano Lussu, e che ti sei Lussu, su comandanti Lussu con uno corpo in barra, e stampare lo sordo, in asiago con uno corpo in verda, su capitano Lussu, una furia a terra, piano! Emilio Lussu è nato in Armugia su 1890, Sadì 4 del suo mese Idasa, figlio di Giannico Lussu e di Lucia Merelli. Tenia 24 anni giocando Italia a entrare in guerra e fia partito convinto e preciato che esso in sa guerra enzando su ci creia, come ci creia a casi rotto sa gioventù in Cussurelli. Ma subito io comprendo e t'avvia tiarero su sa guerra, castiendi rotto con su salvo, pastorisi, messaiettosi, traballanti, gioronaderisi, minarorisi, discarorisi, e a migli andante a morri, o difendi slaccanas d'Italia, appeso del domo e dei sfigli. Adios, papo e mamma, adios. La paisa guerra mi toca andare, ai campi tristo su destino mio. Cavos Italia morrimata a toccare. I comandanti smannus fianta dei continenti, poi esso su non fia nuda comandai su Sardu a ciaviscai Savira per sendi de trincea, Sardu pezza e macello. E andavo Lussu una volta a una conca manna che ti era ordinato di comandare Sordausu a un attacco impossibile. Signor colonnello, io non sono un assassino. Dalla trincea io esco, ma da solo. Aici è cominciata questa leggenda di Lussu, su capitani Lussu, uomini di Pigau, uomini di Pueblo, uomini di onore, uomini. Commenti scetti uomini su Sardo Candestone, commenti vianti uomini del succhetto di Bantu. Non se dir voi, ma non se dir voi, non se dir voi, ma non se dir voi, non se dir voi, sul continentale, schietti smantello su inseramento, su che tu in Bantu un reggimento, e su che in Bantardu tutto in fare, non se dir voi. E tanto è vero su chi sta trincea da mantenere anche il Sardo, su che una notte che Lussu vi ha vestito di ispezione in Foscuriu, sommi di guardia da Donau Saltolà e Lussu. Ufficiale italiano, ispezione. E Mogonisi, chi si
italiano vuoi da sapo. Come ti contare il 78 dessa brigata Sassari? Per la prima volta la gioventù sarda si trovava assieme, in una formazione sarda. Sembravano molti, 400 archibugieri sardi alla battaglia di Lepanto. Scarsi dovevano essere presenti alle milizie che accompagnavano Giovanni Maria Gioia durante l'ultima fase della rivolta feudale. La prima guerra mondiale creava questa eccezionale occasione. Anche i cappellani dei carabinieri addetti erano sardi. Solo a pochi sottufficiali, per essere stati della brigata fin dal primo giorno, venne concesso il privilegio di rimanervi. Gli ufficiali non erano tutti sardi, perché non erano in numero sufficiente per sostituire quelli che cadevano, ma tutti si sardizzavano e ballavano anch'essi la danza nazionale sarda, anch'essi cantavano a Sudurudù. La brigata esistette a prima nominare i soldi del giorno dell'esercito e altre 3 volte insurante che durava la guerra. I sbandiera del scudo vestimento su antirendo ognuna 2 medaglie de oro. I soldati della brigata erano contadini e pastori. Quando le nostre compagnie passavano in riva e si faceva l'appello per mestiere, il 95% risultava di contadini e pastori. Il restante era fatto di operai, minatori e artigiani. Gli ufficiali erano impiegati, professionisti, giovani laureati e studenti. 2 soli in tutta la brigata appartenevano a quella che può chiamarsi la grande borghesia, la quale anche in Sardegna, come nel resto d'Italia, riusciva facilmente ad imboscare i suoi figli. Arrais, Sabatteri, poi Muraroli, Carboni, operai, Cao, Giornaderi, Corrias, Pastori, Leita, Messagni, Enrico, Pastori, poi Pastori, Carà, Sacchi. Avrebbero tutti preferito rimanere a casa o nelle retrovie, ma poiché era necessario, si muovevano. Ero presenti non pochi episodi in cui tutti, nelle compagnie, si offrivano volontari. Non appariva però giusto che su pochi e non su tutti dovesse passare l'impresa particolarmente rischiosa. Vivendo in pari, rischiando in pari, sapere ad ogni dì, sardos cominciando a comprendere le cose. Povrimo cosa che pianta l'otto gente dei valori, gente commenti in tutta Italia, su quali non ci via. E comprendiate a voi cosa avremo porta, chi sa guerra da dezzini di sarricchi e chi a morri ci hanno antisposto. Ma perché il re l'aveva ordinata? Perché la facciamo? Questa domanda l'ho sentita migliaia di volte. I prigionieri che facevamo, austriaci, ungheresi, cechi, bosniaci, erano anch'essi tutti contadini ed operai. E comprendiate che non ti accuso su nemico, che non poniantessi spogros de sta travati, e io ha visto commenti, colonnellos e generali, che variante a monumentos di autorità e di scienza, non comprendiate nulla. Non comprendiate proprio nulla, tanti che variante a vostro sungunis, poi sbaglio e chissà tinzoro per essere un'altra. Certe azioni senza senso logico né militare né comune, studiate apposta per far massacrare i soldati inutilmente, rivelavano che in realtà il vero nemico era uno solo, il generale. Ma chi li può mandare a Italia? Sul governo di sul re, in vita su sindaco, su apotecario, su ufficiale imposta, su maresciallo, piantarotto su, del suo partito del sul re, tutto lo suo nemico. Il mito del re crollava. La prima volta che il re aveva visitato la brigata era stata una delusione. Noi sardi siamo di piccola statura, ma il re era ancora più piccolo, un re così piccolo. Perso il prestigio fisico, il re cominciò a perdere anche quello politico. Quando il re visitò la brigata altre 2 volte, i battaglioni accolsero latenti al re, suonato dalla cornetta del campo con mormorii e grida ostili. E quando un generale, salvo anche lui, e promettendosi morale elevato e successi tattici, ordinò che la brigata imparasse a cantare in coro un servo del re e il viva su re usato, poco mancò che la brigata non si ammotinasse. Il generale dovette rinunziare al canto e non se ne fece più niente. Quando il morto spianta troppo, se toccare a tornare e cominciare una guerra che variera, che non tenessi a capo mai bluso, e ha sempre sta ricordo di Sardegna di donare coraggio a tutti. Una volta su comandante di questa divisione, con pinci questa tristura,
e ha fatto suonare sa banda, ma varia una musica d'intero, e ogni soldado viene durato un rischio a un diviere. Uno scanto ufficiale si anda consigliato e vai a arrivare sa musica del suo ballo sardo e si incrasi sa banda rotta una porta attacca a suonare. In un momento di appizesmontes di gara tappare rotto sabricata, 4 o 5.000 a un mese, stretto sul suono consato, si punta a mostrare con mopio si impari di uno sentimento che non si vuole innare, che si fresce o dolore. Senza ragionare dell'otto gusto, non si vuole comprendere a Naurusso su un movimento dei scombattenti si riapposti da sta guerra subito a donare vita a suo partito sardo. Sa brigata sarda a festinare sa morte, in sa trincea serventi dell'Italia sa sorte, acqua continentale ma su sardo ai nati, con il sardo sul pari, con il suo comandante, in bella scombattenti sa gentile sincera, messa aiuta pastori se gentile miniera, con il suo partito sardo antifatto barriera, al fiele su solidarismo, una bandiera. Cami si sia da Naurusso si storia sarda che ha a Sichiri sul movimento dei scombattenti sardo del suo partito sardo di azioni, antaturali commentano grande movimento popolare di liberazione sul ritmo che sa Sardegna esprime in mera secoli. Sa teoria sua non esistente né marxista né liberale, ma un ideale fondato a pizzo dessa conoscenza del suo popolo sardo, dell'anima, dessa storia e dessa vita dei sardi. E era vive ancora questo ideale, manca esparessa la suo partito sardo in sforza sociali e politicas che tanti continuano e continuano in formas nuovas e in épocas diversas, ma sempre unido e strinto a sa vita dessa Sardegna, dessa nazione sarda e dell'otto umanità. In una silografia del Mario di Vitala, i 4 moros o pianta 4 un raparladores, uno bastori, uno messaggio, uno viscaroli e uno miraroli. A sicuro idealmente, nella lusso, su partito sardo non era scelto un partito dei scombattenti scordados di questa guerra, ma su partito dell'otto straparladores di Sardegna. In Sardegna, su partito socialista, su partito di Giuseppe Cavallera, su unico piemontese che è stato Santa Mauro una regione, fiarturò firmo a Carlo Forti e as minieras de Iglesias, e meravago vi asseguivo sul resto dell'isola. In vezzi scombattenti si fiantintotto sa Sardegna. E tutto sa Sardegna in un lampo si indessi 30 ciarappari, e sa Sardegna e suo partito sardo pianta sa proprio cosa. Forza Varisi, viva su capitano Lusso, sarebbe chi da cappalla la sciopero, formato cooperativas, pastori e messaggio su. Forza Varisi! I combattenti formarono subito in ogni comune una sezione, ma la sezione era nello stesso tempo qualcosa come Lega e Camera del Lavoro. La riforma agraria costituiva la prima istanza. Quando Giolitti, dopo gli incidenti di Ancona, dove era stata repressa la rivolta popolare contro l'ipotesi di guerra, tentò di arruolare in Sardegna battaglioni di volontari per l'Albania. I combattenti si opposero. Niente guerre. Ma è roso sta guerra. A ecci 40 costos che sta guerra ci hanno tapolinati a Reus e sul governo gli ha detto cambiare politica. Dei scombattenti sardos l'osso via sa bandiera, un uomo che potrà essere la vostra bandiera contro le bramosie degli arrivisti, le tenaci resistenze degli arrivati. Emilio Lusso, il primo giorno di guerra lo ha trovato alle frontiere, l'ultimo in prima linea, dopo 60 fatti d'arme sanguinosi. Aici scrivia la Camillo Beghieri, e narrare di Lusso mi sta morto di abboffio, e concludeva narendi che un uomo in Aici era un uomo indegno di guidare un popolo intero. In aprile del 1921 nasce del suo movimento dei scombattenti suo partito sardo di azione. A maggio suo partito sardo va elegge Mastino, Cao, Orano e Lusso in suo Parlamento di Roma. Lusso non ci veniva a entrare in suo Parlamento e sua opinione che veniva in questo sanno su Fiaccosta. Il Parlamento è la vecchia Italia, retorica e burocratica, suonatrice di mandolino, è cosa morta, dove i più raffinati speculatori hanno l'impudenza di parlare a nome della nazione. La meta, il traguardo, è il portafoglio.
In suo Parlamento italiano i deputados artistas antivotados sempre contra ad ogni governo. Mancai 4 deputados a Roma contestivano, in Sardegna su partito più a mera volta. Su partito usato, regna da vinza su un giornale, con un quotidiano che su fascismo gli ha fatto serrare. Fino a saccando su partito sardo e alcunao firmo in sa posizione sua, su fascismo in Sardegna non ci dà fatto. Il partito sardo d'azione ha l'onore di avere stretto intorno a sé tutti i giovani più combattivi e di avere sempre battuto il fascismo isolano fino alla marcia su Roma. Dopo fu sopraffatto solo dalle forze dello Stato, ormai diventate fasciste. I salti fascistas arrestados in castello di una biscetti, fiantistecchius trus de milli, 4 mortos e plus de 100 periodi vittimas in questo periodo, ma solo quando si è visto meglio in Sardegna su coro niente di questo fascismo esti stetto Iglesias. Ainantes di essi fascistas a su governo, fiaggiai fascistas sazza dei smeris des minieras. In su 1920, por colpa del subviso direttore des minieras, 27.000 rovis disparados su de sa pozza. Raffaele Serrao de Iglesias, 23 anni. Efisio Maleddo de Videvuso, 40 anni. Pietro Castaggia de Iglesias, 18 anni. Emanuele Cocco de Iglesias, 37 anni. Servaroni Mendes de Bonarcado, 50 anni. Vittorio Collo de San Roque, 18 anni. Attilio Ru de Iglesias, 40 anni. Subito si pare in castello un comizio con Nicola Spano con suo operaio Gaetano Ciuffo, poeta Emilio Russo. Este il suo primo incontro del suo sardismo e del suo socialismo in Sardegna. Su Unione Sarda scrivi sta gira il fatto che c'è stato un uomo scelto e distruggere su nome di voi. Come biesi e ostento sempre una buona informazione in Sardegna. Su merito e su Unione in Sardo, su Fia Ferruccio Sorcini. Un fariseo e un filibustiere di prima classe, un pesce cane, lieto del sangue proletario, pronto a trasformarsi in coccodrillo. Sorcinelli, Piameri Puro de Saminiera de Bacuavisi, presidente des industrialisi e capo dei fascista sardos che aici in Aranta de Sabrimmora. Fiarissu di pagare i fascistas de Iglesias, un gruppo de malafattori che pinzas Mussolini gli annau compagnia malvagia e scempia. Issu su antimorto isfralis foisa porto scuso e con sa pistola vomitara anticolepivo a sa mamma e a sa sordi de dus franci. In questo periodo un operaio non per a res francos a Sardegna e su vani costare a un chilo mezzo franco. E scompangias minerarias e suzzeraris mannas a Vieglie Montegne, Pertusola, Monteponi, Elettrica Sarda, fondi rustici, non donai uno soldo in plus a s'operaio vagante a vinza sa 20 francos a Sardegna, ai assassinos e ai sviluppi. Ne mandau su ne mandanti Sant'Attelli per dopo, poiché manco sa mamma del vero su chi pure perdonò gli schianti morta sul figlio, poi perdonai a chi ne annegava una mamma sul diretto terrani sul figlio morto. Mussolini, in suo 1923, quando già i lotto Italia via sottometti al suo fascismo, gli ha detto mandai a trattare con suo partito sardo, promettia ai sardistas a chi su settotto gli intessi comandavo e gli intessi votti vinta spaghi sarrevesas ai fascistas de Sabrimmora. Bastava si dichiarare i suoi accordi con il suo fascismo e che si sarebbe sentito fascista e poi che si saressero del suo partito fascista. Lussu, che vi era stato nominato unico rappresentante di questa cattiva con il suo prefetto su generale Asclepia Gandolfo, emissario di Mussolini, gli ha cercato di picare tempo su valenti condizioni se gli fascisti non potevano accettare, ma a Sacchiabara si era arroscio voluto e fare una simile trattativa. Aici è stata che i metalli del suo partito sardo, compromessa se lusingas e pensando di mancare di porre isso su Marcianello spitticco su coglionari a Marciano in mano, si funti fatto su fascista. Sa tramettare con Lussu e con i Sacrus assidio a combattere sul fascismo. Lussu è stato criticato e se andava a trattare con Gandolfo. Non lo nego. Pure sui punti principali del nostro programma, autonomia, libertà doganale, isola franca, non ho ceduto di un millimetro. E nel caso che la fusione si fosse compiuta, io mi sarei ritirato completamente, assolutamente dalla vita politica sarda, fino a quando le cose fossero cambiate. Queste sono state le mie trattative col prefetto Gandolfo, e solo queste. Del sul resto, già in quasi occasioni, scandali su 23, e antavocavo voci che sardista stava santa sul fascismo, Lussu gli ha manifestato come da pensare. Leggo il sbalordito comunicato fusione alcuni nostri esponenti arrendosi incondizionatamente al fascismo.
prego comunicare ai membri direttori mia decisione di dimissione da deputato, della cui carica fregomi altamente, se non rimane legata alle vecchie idealità e ai vecchi compagni. Intendo rimanere militante nel partito, costante e mutato assertore, aspirazioni autonomistiche, attendendo serenamente tempi migliori. Custodia sul telegramma in aprile a Luigi Battista Boggioni, che vi era pure ora stesso accordo con Gandolfo. A Dogna Santo, torna a voce che proprio Russu, per si preparare sia a entrare in suo partito fascista. Telegrafara ai giornali. Emilio Lussu rimane irriducibilmente solidale con quelli che oggi in Italia combattono arditamente per la libertà contro il fascismo. Alle elezioni del su 24 ancora Lussu e Mastino continuano su deputato su partito sardo. Su 30 del maggio Giacomo Matteotti si indivesa nel suo Parlamento e denunzierà le prepotenze e abusi su un micro dei fascisti senza campagna elettorale. Matteotti narra da Iglesias a un disardomo di Angelo Corsi che aristetti a circondare dei fascistas. Il deputato Maraviglia e Farinacci fascistas interrompita a Matteotti se riende che non è vero. Lussu pure è la verità, è la verità! Ma c'era infatti su sette di Rampara se vuoi tra Lussu contro sa Mussolini e contro sa sul re che lo sostiene. E poi disnai che essi non tenenti sa ripartiva de quei dai a nome dei scombattenti e dei savati. Parlo a nome di un piccolo partito che voterà contro il discorso della corona, ma parlo anche a nome di una moltitudine di combattenti che vi stanno di fronte e che possono contestare col loro sangue il diritto di pronunciare le stesse vostre parole: patria, guerra e Vittorio Veneto. I combattenti che chiedono lavoro, che chiedono la terra, che chiedono libertà e giustizia non furono e non sono con voi che rappresentate latifondo, capitale e repressione del libero diritto al voto. Patria non è dogma, come pretendete voi, ma una fede che non si impone con la violenza, o dittatura o legalità. Abbiate dunque il coraggio di dire che la vostra è una dittatura. Su 10 de Lampara si fascista sa Bocita Matteotti. Erano in tanti Pioro Zetuini e il capo della banda Benito Mussolini. Una parte dei parlamentari si sallettirano da questo Parlamento e fanno Saventino. Gramici voi comunistas e Lussu voi salvistas pensando che via meglio s'azzerriare su popolo a sa mobilitazioni e organizzare sa resistenza popolare. I rappresentanti del partito contro la maggioranza dell'Aventino sostennero la necessità dell'azione popolare e non l'attesa dell'intervento monarchico. Il partito sardo considerò sempre la marcia su Roma un colpo di Stato monarchico. Invece in opposizione al suo fascismo che ha troppo dividia. Ancora a me la schianta illudio su chi sul re o Deo su Sciritta gli resti firmato sul fascismo. Commenti bene anche scritto il giovane fiorentino sul suo giornale clandestino non mollare. Ingenua illusione di troppi deputati di opposizione che aspettavano la salvezza dai visiri interni del fascismo, da un voto del Senato, da un pronunciamento militare, da un intervento del re, dalle manovre di Giolitti, dal dito di Dio. Convinciamoci una volta per sempre che la nostra liberazione deve venire solo da noi stessi. Agiamo senz'altro con tutti i mezzi, in tutti i luoghi, a tutte le ore. Mussolini, su 3 gennaio del 1925, si presenta in Parlamento con anni. Io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di quanto è avvenuto. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Io ho voluto deliberatamente che le cose giungessero a questo punto estremo. Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, la soluzione è la forza. Bisogna di dare ancora morte a Mussolini a nausa verità. È sicuro che Piarissu su capo di questa banda di delinquenti. Una banda che con sa forza c'è starziara e con sa forza c'è tornare a terra.